Chiaro? Sì, la questione della Siria e Putin, anche secondo me Putin sta facendo bene. Ma cosa vuol dire? Cioè io mi faccio la stessa domanda di Rosso, cosa vuol dire sta facendo bene? Lo spiego in 100 secondi. Anche perché dire bombardare... Lo spiego, almeno non bombarda gli ospedali come ha fatto Obama. La questione, vedete, la questione degli interventi in paesi come questi del Medio Oriente, intanto dobbiamo porci una domanda. Quanti di questi paesi sono democratici? Ci sono paesi democratici secondo voi in tutta la fascia africana, medio orientale? Cioè, non ce n'è uno, forse Israele è l'unico paese democratico che c'è nella regione, perché tutti gli altri sono governati o da militari o da dinastie che comunque governano col pugno di ferro, o ancora da dittatorelli messi là per governare gli interessi delle grandi potenze mondiali, in particolare l'America, diciamolo chiaramente, perché la questione del petrolio in Iraq, in Afghanistan, in Iran, in Siria è fondamentalmente la guerra del petrolio. Allora, perché fa bene Putin fare quello che fa? Perché con il suo intervento sta stabilizzando una regione. E allora stabilizzare una regione vuol dire anche avere meno profughi. Ma stiamo facendo un'affermazione, scusate, estremamente grave. Cioè, qui stiamo giustificando dei bombardamenti. No, qui la questione è c'è qualcuno ci sono i tagliagole dall'altra parte. Che pensa che l'ISIS si possa combattere in maniera diversa con i fiorellini. Certamente, non con i fiorellini, in maniera diversa. Cioè, voglio dire, ma noi abbiamo andando sul territorio e rioccupando Palmira, per esempio, che è uno scempio. Ma ci vuole tanto un presidente.